Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Come sapete, di lunedì, martedì in genere dedichiamo questo spazio all'avvicinamento alle settimane sociali dei cattolici in Italia. Spero di averlo pronunciato correttamente. Siamo oggi in compagnia dell'ingegnere Elena Caprotti, che ringrazio appunto per essere tornata nei nostri studi, con la quale affrontiamo un argomento che ha a che fare con la transizione energetica e insomma con questioni che hanno a che fare con la conversione ecologica. Mi pare di capire, ingegnere, che questo aspetto della settimana sociale parte dalla settimana sociale precedente, quella di Taranto. Esatto, sì, intanto buongiorno. Grazie. Sì, nel 2021 a Taranto la settimana sociale era incentrata sull'ecologia e un tema fondamentale era chiaramente il tema energetico, che poi è stato in un certo modo, può essere rivisto anche nella settimana sociale di quest'anno. Il tema è diverso perché è la democrazia e la partecipazione, però questo tema è fondamentale anche per la transizione energetica. Che cos'è la transizione energetica esattamente? In due parole, la transizione energetica è un cambiamento nei nostri modi di produrre e di consumare energia. Si dice che noi dobbiamo passare da un modello centralizzato a un modello decentralizzato, che vuol dire sostanzialmente che, faccio i due esempi estremi. Il modello centralizzato, il vecchio modello, è un modello incentrato su dei grandi impianti di produzione di energia a fonti fossili, carbone, gas, che poi producono energia e attraverso una rete nazionale di trasporto e poi una rete locale di distribuzione arriva nei nostri edifici. Il modello nuovo, il modello decentralizzato, è un modello che invece vede la produzione il più possibile vicina al consumatore. Quasi una sorta di chilometro zero. Esatto, l'esempio è l'abitazione con i propri pannelli fotovoltaici, magari anche il proprio sistema di accumulo, la batteria, piuttosto che la colonnina di ricarica per le auto. Questo concetto è portato all'estremo con una nuova figura che è quella del prosumer, cioè un consumatore che diventa anche produttore. In una crasi, no, delle due parole, e addirittura ancora più avanti nel concetto delle CACER o CER, siamo abituati a dirlo, che sono queste configurazioni di autoconsumo collettivo per dell'energia rinnovabile. Questo corrisponde ad un cambio anche di mentalità probabilmente, o non necessariamente? Sì. E qui entra in gioco un po' il ruolo anche del cittadino, perché chiaramente il cittadino è chiamato a diventare attore della transizione energetica, proprio per il concetto in sé di transizione energetica e della decentralizzazione della produzione. Ingegnere, dovrebbe solo... Eccoci. Ecco, perfetto, perché se no faccio cadere il microfono. Non c'è problema. Quindi sicuramente il cittadino ha un ruolo centrale, fondamentale, ed è importantissimo che il cittadino diventi consapevole, sia informato e assuma questo ruolo di protagonista, di attore. In altri, è una domanda che dobbiamo fare ogni volta e magari insomma poi ce ne anche pentiamo per certi versi. In altri paesi già funziona, ci sono delle realtà a cui guardare? Beh, allora ragioniamo a livello europeo magari, sì. Ecco, perché chiaramente l'Europa rispetto al resto del mondo è sicuramente più avanti in questo cambiamento ambientale, non solo energetico ma direi anche ambientale. Sicuramente abbiamo i paesi del nord che per alcuni aspetti sono più avanti rispetto a noi, sicuramente lo sono nella produzione di fonti energetiche rinnovabili. Pensiamo ai grandi impianti eolici del mare del Nord, con i quali si produce ormai la quasi totalità dell'energia che poi serve. Poi è anche vero, siccome insomma, nel mondo, non soltanto nel nostro paese in qualche caso, ma insomma nel mondo c'è sempre spazio per puntualizzazioni eccetera,
c'è già chi fa una campagna contro le pale eoliche, quindi insomma alla fine voglio dire bisognerebbe anche per certi aspetti tracciare una linea, mettere un punto, perché sennò da certe dinamiche e da certe contrapposizioni non si esce. Sì, diciamo che la transizione energetica incontra tantissimi ostacoli e sicuramente anche quello dell'accettazione sociale degli impianti, che non sempre è scontata, però dobbiamo secondo me cercare di trovare un equilibrio tra gli interessi di tutti. Sicuramente è fondamentale la tutela del paesaggio, oltre che degli aspetti chiaramente naturali, e però è necessario anche non produrre più tutti quei gas climalteranti che ci hanno portato poi a questi eventi estremi che vediamo tutti i giorni e che riguardano i cambiamenti climatici. Perché poi ecco, c'è da dire anche questo, no, ingegnere, che la transizione energetica non è, come dire, non si fa per sport, cioè ci sono delle necessità che sottostanno a tutto ciò. Sì, diciamo che abbiamo anche degli obblighi che derivano dalla Comunità Europea. La Comunità Europea ha fatto proprio l'accordo di Parigi del 2015 sul clima attraverso il Green Deal europeo, che prevede la decarbonizzazione dell'economia dell'Europa entro il 2050. Quindi vuol dire che noi entro il 2050 dobbiamo essere climaticamente neutri. In più la Regione Friuli Venezia Giulia si è dotato di una norma, la legge regionale 4 del 2023, la cosiddetta FV Green, con la G che gioca il doppio ruolo di Green e di Giulia, che anticipa di 5 anni gli obiettivi del Green Deal europeo. Quindi vuol dire che il nostro territorio regionale entro il 2045 deve essere decarbonizzato. Chiaramente il settore energetico è il primo chiamato in causa, insieme a tanti altri, ai trasporti, alle industrie, e in un grande processo che è quello della transizione ecologica. Lei ha detto prima, ha parlato della necessità che il cittadino sia consapevole anche del proprio ruolo, eccetera. Adesso non voglio aprire un fronte polemico, però insomma siccome sono venuto a conoscenza di questa cosa bisogna anche dirla, nel senso che io ho un amico che a casa sua voleva mettere i pannelli solari, quindi aveva una coscienza come dire ecologica o comunque ambientale, eccetera, energetica, e da Palazzo Economo, non dico nemmeno più, da Palazzo Economo gli hanno imposto di mettere i pannelli solari colorati per non, diciamo così, rovinare, virgolette, il paesaggio. Il fatto è che i pannelli solari colorati, come dire, immagazzinano meno energia solare e quindi ha dovuto spendere di più per avere l'energia sufficiente. Quindi voglio dire, se poi si mette di mezzo anche, diciamo, la soprintendenza, diventa sì. come dire, cioè uno ce la mette tutta, però poi se ti dicono no, devi spendere di più per tutta una... Insomma, sì. Lo dico perché siccome lo so, mi pareva il caso di dirlo. Ecco, sì, diciamo che è un po' il discorso di prima, ci sono degli equilibri da contemperare e sicuramente c'è anche la tutela della nostra bella Italia da rispettare, però è vero che questi pannelli fotovoltaici ad oggi, quelli colorati, producono meno energia e di solito sono anche un pochino più costosi. Ecco, sì. Forse questa questione dell'indipendenza energetica del singolo può essere però ovviata anche attraverso queste nuove forme, come dicevamo prima, le comunità energetiche. Le comunità energetiche. Sì, le comunità energetiche sono
un insieme di soggetti che possono essere più disparati, il singolo cittadino, le imprese, gli enti pubblici, le associazioni, e si mettono insieme per condividere l'energia che autoproducono. Quindi chi magari non ha la disponibilità di una superficie, di un tetto, o incontra delle difficoltà come quelle di cui parlava lei prima, può avvantaggiarsi utilizzando l'energia di altri. È un processo complesso, però si può fare. Quindi si può tentare, è uno strumento che la Comunità Europea per prima mette a disposizione, è uno strumento nuovo, c'è una normativa nuova che si è appena, diciamo, compiuta dopo tanti anni di travaglio, e quindi è uno strumento ancora un po' sperimentale. Però qualcuno in Italia... A Trieste, che lei sappia, in regione non... Al momento attive non ce ne sono, ci sono tanti però che ci stanno lavorando, stanno provando. Ma al di là di tutto, devono in qualche modo essere, come posso dire, istituzionalizzate, riconosciute? Sì, diventa un soggetto giuridico, la comunità energetica è un soggetto giuridico, quindi formalmente bisogna andare dal notaio a sottoscrivere uno statuto. Sì. E tra l'altro poi il discorso della transizione energetica all'interno della Chiesa, insomma comunque all'interno anche delle comunità cattoliche eccetera, come entra? Allora, mi verrebbe da risponderle in prima battuta. È naturale per certi versi. Sì, intanto i cristiani sono chiamati a essere sale e lievito nel mondo, e quindi in un processo di cambiamento sicuramente devono essere protagonisti. E nel settore energetico, soprattutto in questo momento di grande cambiamento, hanno un grande vantaggio. I cristiani sono abituati a fare comunità, sono abituati ad essere attenti ai più deboli, sono abituati al dialogo, sono proprio allenati anche alla cura del creato, che ci è stata richiamata da Papa Francesco, e quindi secondo me possono veramente essere un po' gli apripista, possono essere un po' il soggetto che traina e che magari anche in un processo di costituzione di una comunità energetica, che dicevamo è complesso, possono sicuramente dare quello sprone in più e far sì che un processo complesso si attui. Come entrerà poi tutto ciò all'interno dell'organizzazione dell'appuntamento di Trieste? Cioè farà parte dei temi che verranno affrontati anche in città? Sì, esattamente, ci saranno dei momenti in città con chiaramente dei soggetti competenti a seguire il dialogo, a organizzare il dialogo, ci saranno dei momenti dedicati proprio all'energia e alla transizione energetica, quindi immagino che si tratterà anche il tema che in questo momento è molto sentito, delle comunità energetiche. Tra l'altro non so se è già stato stabilito, ma a questi appuntamenti, diciamo, diffusi in città, organizzati nell'ambito della settimana, per partecipare bisogna iscriverci, saranno aperti in teoria tutti, sono aperti alla cittadinanza. So che in questo momento, se non vorrei dire cose non precise, ma si sta proprio organizzando anche questa parte dell'appuntamento, no? Aspettiamo ancora notizie certe, perché chiaramente l'organizzazione è fatta a livello romano, a livello centrale, però la bellezza di questo evento di Trieste è che, rispetto almeno a quello che ho vissuto io a Taranto, è che sono le piazze ad accogliere gli eventi, e quindi la cittadinanza può parteciparvi molto più liberamente. Probabilmente per una questione di sicurezza sarà necessario iscriversi online, però già il fatto che si svolgano in luoghi pubblici è chiaramente, è un'altra cosa. Sì, è chiaramente un'apertura, ed è bello perché è proprio un'apertura della Chiesa nei confronti di tutti. C'è già qualche riscontro particolare nel senso della partecipazione? Cioè... Ma io sento tantissimi cittadini che iniziano a essere curiosi e iniziano a chiedere come si fa a partecipare. Poi chiaramente c'è il grande evento della messa del Papa, per cui tutti attendono istruzioni. Io credo che ci sia un po' di curiosità, si inizi a parlarne. È chiaro che bisognerà fare una grande opera di diffusione dei temi e della possibilità di partecipare anche attivamente. Un tema come questo, ci avviamo verso la conclusione, sembra, e se ciò fosse
sarebbe positivo da un lato, però come posso dire, il bicchiere sarebbe pieno per tre quarti, secondo me, perché sembra che, per esempio, soprattutto le nuove generazioni a questo tipo di problematiche siano più attente, le conoscano meglio, e quindi, come dire, pro futuro, magari un futuro non immediato, però c'è possibilità che molte delle cose di cui abbiamo parlato poi si verifichino. Sì, adesso magari senza riversare tutta la responsabilità di un cambiamento sulle generazioni future, però io credo veramente, io ho la fortuna di lavorare con tanti ragazzi giovani e vedo che sono davvero molto più aperti, molto più attenti, molto più propositivi, e quindi sono sicuramente la nostra risorsa in questo momento di cambiamento. E secondo lei, ultima domanda, perché le generazioni, diciamo, più anziane non hanno mai sentito questo problema, se non parti di esse purtroppo in minoranza? Perché si fa fatica a cambiare, perché il cambiamento è difficile, perché è scomodo come cambiamento quello ambientale, è più scomodo fare la raccolta differenziata, è più scomodo stare attenti ai propri consumi, è più scomodo non sprecare, no? Implica un coinvolgimento maggiore della persona, richiede più tempo, richiede più informazione, e quindi chiaramente... E anche un mettersi in gioco probabilmente, magari a determinati livelli. Sicuramente. Allora io ringrazio l'ingegnere Elena Caprotti per essere stata con noi. L'ingegner Caprotti è delegata diocesana per l'organizzazione della settimana sociale dei cattolici in Italia. L'ho detto giusto? Giustissimo. È una formula che non mi entra in mente. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, grazie ai telespettatori. Adesso noi andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dalla preoccupazione manifestata dal Presidente della Regione a quella dei commercianti e degli albergatori della zona, l'ennesimo fatto violento a Trieste, la maxi-rissa tra stranieri in via della Geppa ha scatenato le inevitabili reazioni. Succede sempre più spesso? Sì, succede sempre più spesso, ma siamo vicini alla stazione. Perciò sono tutti là e alla fine vengono a mangiare e poi succede. Sono giovani e incontrollabili. Alcune segnalazioni sono state fatte anche da noi o da altri residenti. Più volte si è segnalato problematiche anche con dei locali che, forse per colpa, forse non per colpa, diventano punto di aggregazione di fenomeni che non dovrebbero assolutamente esserci. Dalla negoziante all'albergatore, inevitabili le reazioni di chi lavora ogni giorno in via della Geppa e via Trento dopo la maxi rissa di domenica scorsa che ha visto coinvolti 15 ragazzi stranieri. In quell'episodio un 17enne era stato accoltellato, come raccontano le tante tracce di sangue ancora sull'asfalto. Proprio in merito a questo episodio gli investigatori stanno facendo passi avanti, analizzando il video che vi stiamo mostrando per risalire all'identità di tutte le persone coinvolte nella violenza. Anche le immagini di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti, che hanno inoltre ascoltato le testimonianze di chi ha assistito alla rissa. Quello di domenica è uno dei tanti episodi violenti registrati nelle ultime settimane e anche la zona in cui è avvenuto il fatto è stata già teatro di episodi gravi. Per me sono ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Ecco, e bisognerebbe formarli, non lasciarli così. È una buona zona. Succede, ma perché siamo in una zona vicino alla stazione dove sono tanti. Sì, è un ciclo che continua. Ora, io non do la colpa a nessuno di nessuna nazionalità, però questo genere di situazioni non aiuta in primis la città, in secondis i cittadini e in terzo tutte le attività economiche che sono insite qui, incluso quelle turistiche che chiaramente hanno anche un feedback negativo dal fatto di leggere che a Trieste la gente si accoltella a mezzo pomeriggio. Rapine, violenze e risse, una situazione a Trieste già degenerata, e dopo l'ultimo episodio di via della Geppa è sceso in campo il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Ho parlato col questore e ho parlato con il prefetto. Devo dire che da questo punto di vista sono casi che ci preoccupano, però non dobbiamo generalizzare.
dobbiamo preservare e scusate ovviamente se sto estremizzando, ma sono contento che ci sia una reazione generale a problemi di questo tipo. Perché? Perché vuol dire che fortunatamente abbiamo un territorio sicuro e la gente non si rassegna e non dà per scontato che queste cose possono avvenire. Sempre cronaca, ma andiamo a Gorizia. È stato arrestato, dopo essere sceso dal treno nei pressi di Napoli, il truffatore che aveva messo a segno un colpo da oltre 31.000 euro fra contanti e gioielli appunto nel capoluogo isontino. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, un 82enne. La tecnica utilizzata è quella consueta, il falso incidente provocato da un familiare. Vediamo la ricostruzione di quanto accaduto nel servizio di Laura Buccarella. Un bottino da oltre 31.000 euro fra contanti e gioielli, un ammontare da record per una singola truffa ad un'anziana in Friuli Venezia Giulia. Stavolta però la cronaca non ci costringe a parlare dei risparmi di una vita andati in fumo, né dei soliti ignoti come responsabili, perché un'indagine tempestiva dei carabinieri della compagnia di Gorizia ha permesso di arrestare il responsabile nonostante fosse già in fuga. La tecnica d'azione è sempre la stessa, quella del falso incidente della telefonata da un fantomatico maresciallo dell'arma e di una cauzione da pagare per far uscire dal carcere il congiunto, in questo caso il figlio della malcapitata. Il fatto risale al 29 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo ora alla stampa dalla procura. La vittima proprio quel giorno compiva 82 anni, esortata prima dalle pressanti richieste telefoniche del sedicente maresciallo dei carabinieri e poi dal complice presentatosi alla porta a Gorizia, aveva consegnato oltre 11.000 euro in contanti, i famosi risparmi di una vita, 600 euro della pensione appena ritirata, nonché monili in oro e pietre preziose per un valore di 20.000 euro. Appena accortasi di essere stata vittima di un raggiro, la signora ha contattato il 112. Gli investigatori, con le informazioni raccolte dall'anziana, hanno setacciato tutte le possibili direttrici, riuscendo rapidamente a dare un volto al responsabile e a individuarlo a bordo di un treno con cui stava rientrando nella sua città natale. Grazie alla collaborazione della Polizia Ferroviaria di Roma, giunto a destinazione a Casalnuovo di Napoli, il quarantenne è stato trovato con l'intera refurtiva ancora addosso, che è stata poi riconsegnata alla legittima proprietaria. La procura di Gorizia ha poi disposto gli arresti domiciliari per il truffatore. Il servizio era di Marco Stabile, non di Laura Buccarella. Adesso ci colleghiamo con la sala operativa della polizia locale. Vediamo chi c'è in linea per noi, forse il collegamento non è ancora pronto. Ci sono. No, c'è. Sento il commissario De Grassi. Buongiorno commissario. Sì, buongiorno Bosatti, buongiorno a tutti. Sa qualcosa già, potete dirci qualche cosa già di questo incidente scooter in via Rossetti, prego. Rossetti Pietà, esattamente. Sì. Auto, la moto poi è finita sotto un furgone in sosta. Ho appena parlato con chi sta rilevando, sembra che il conducente del mezzo a due ruote non abbia riportato grossi danni, ma tutto questo con beneficio di inventario perché è stato trasportato presso il nosocomio del Catinara. Per il resto abbiamo rilevato altri 2 incidenti con feriti, uno in via Gruden a Basovizza e uno in via De Amicis, niente di grave, comunque sempre lesioni alle persone, un paio anche solo danni, senza contare tutti gli altri interventi. Da segnalare abbiamo dei lavori a Contovello, non abbiamo avuto contezza di eventuali problematiche, taglio alberi nel tratto che da strada del Friuli sale verso Contovello prima dei tornanti, dovrebbe esserci, o se non ne sono ancora finiti, un senso unico alternato con movieri. Poi abbiamo la Triestina questa sera che gioca alle 21, ci sono degli servizi di sgomberi ma solo in piazzale Azzurri d'Italia, i divieti di sosta, non dovrebbero esserci grossi problemi, ovviamente ci saranno dei rallentamenti in zona in concomitanza dell'arrivo dei tifosi e dell'uscita alla fine. Per il resto anche lavori sulla grande viabilità triestina in via Herrera, la rampa di via Herrera che è chiusa in direzione Trieste, e anche lavori sulla rampa di via Frigessi sempre in direzione Trieste. Per il momento io avrei detto tutto.
Grazie commissario, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi. A Barcola adesso, dove sono stati realizzati, sono stati inaugurati, se vogliamo, anche nuovi giochi per bambini grazie al contributo della Fondazione CR Trieste. Il lavoro insieme con il Comune e con tutti quelli che hanno collaborato, gli uffici della Fondazione ma anche gli uffici comunali, le imprese che hanno fatto l'appalto, credo che sia una dimostrazione che insieme si può fare. Nuova vita alla pineta di Barcola con l'installazione dei giochi per i bimbi e il ripristino delle aree verdi. Gli spazi sono ora nuovamente a disposizione dei bambini e di tutta la cittadinanza grazie al contributo da 220.000 euro della Fondazione CR Trieste. Il gioco più caratteristico e che richiama al meglio la città è il Castello di Miramare. Il Comune di Trieste, con risorse della Regione per un importo di 138.000 euro, ha provveduto prima all'asporto delle piante divelte dalla forza delle mareggiate, all'asporto della pavimentazione irreparabilmente danneggiata e dei materiali di risulta accumulati dalla marea nelle aree interne alla pineta. Ha disposto inoltre la sistemazione della pavimentazione in porfido vicino alle aree gioco e delle panchine divelte. Successivamente l'impresa individuata dalla Fondazione CR Trieste ha provveduto a smontaggio e smaltimento delle attrezzature danneggiate e alla posa delle nuove pavimentazioni antitrauma e dei giochi sulle 5 aree dedicate. Per le aree verdi sono stati collocati nuovi arbusti e cespugli ed è stato ripristinato l'impianto di irrigazione. Non si poteva lasciare i nostri bambini senza i loro giochi. Credo che la mareggiata ha tolto qualcosa, ma il Comune con la Fondazione l'hanno ridato. Oggi è una bellissima giornata e devo dire che questo gioco che rappresenta il Castello di Miramare, a cui poche settimane fa abbiamo ridato lo scettro di Carlotta, penso che faccia il paio con questa città straordinaria che è sempre più bella e spero che venga apprezzata da tutti. Allora, si parla molto di intelligenza artificiale in questi anni, in questi mesi soprattutto vengono, come dire, sottolineate le criticità che l'uso o l'abuso dell'intelligenza artificiale può portare con sé. L'Associazione Culturale Studium Fidei, assieme al Comitato Tecnico Scientifico sull'intelligenza artificiale nella società, ha presentato una carta di Trieste dedicata proprio all'intelligenza artificiale. Nasce nel marzo dello scorso anno con l'obiettivo di valutare l'incidenza dell'intelligenza artificiale nei vari settori professionali e privati. Nasce da un gruppo composto da rappresentanze del mondo imprenditoriale, della Chiesa, del giornalismo, della sanità e più in generale da professionisti che hanno così elaborato nel corso di un anno circa la Carta di Trieste sull'intelligenza artificiale. Il gruppo fa capo all'Associazione Culturale Studium Fidei ed è composto da un comitato etico e tecnico-scientifico che ha analizzato l'impatto dell'intelligenza artificiale nella società. Abbiamo visto che era forse necessario tracciare delle linee etiche, non tanto per mettere paletti, ma per sottolineare il valore della ricerca. Noi proponiamo una serie di principi, una serie di considerazioni fatte da esperti trasversali di vari settori che con il loro lavoro e la loro esperienza e professionalità hanno fatto una serie di analisi in un confronto continuo all'interno di un comitato etico e tecnico-scientifico all'interno dello Studium Fidei che ha elaborato questa carta. Questa carta è sicuramente uno strumento e contiene molti suggerimenti. La carta è composta da 10 articoli fra riferimenti all'etica e ai principi fondamentali, ai diritti della persona, alla privacy, l'applicazione della tecnologia in ambito di tutela della salute e il diritto d'autore. La Carta di Trieste, redatta in forma libera con l'apporto di competenze trasversali, si prefigge l'obiettivo di contribuire a fissare alcuni principi che possono indirizzare le politiche future in materia di intelligenza artificiale, ponendo al centro l'agire dell'uomo quale presupposto essenziale nello sviluppo e applicazione della medesima. Sicuramente la tecnologia va inseguita, questo è il problema che dobbiamo affrontare tutti quanti noi. È anche vero che l'Italia è particolarmente attiva su questo fronte e può rappresentare una punta di diamante anche a livello europeo e quindi penso che è importante condividere e parlarne. Abbiamo presentato come bozza anche all'ONU e anche alle questioni anche internazionali, europee, e ci hanno detto che è un'iniziativa di qualità che potrebbe essere fare da locomotiva da traino.
Tra i candidati alla carica di sindaco nel piccolo comune di Sgonico, oggi abbiamo intervistato Chiara Puntar della coalizione di centrodestra. Il suo programma punta sull'ascolto dei cittadini. C'è anche un focus sulla sicurezza, in particolare dopo i recenti episodi di furti nelle case del Carso. Penso che la popolazione debba essere tutelata e rassicurata quanto più possibile. Anche nel programma abbiamo un punto dedicato alla sicurezza. E noi crediamo sia importante essere garanti della sicurezza e trovare tutti i modi, le modalità e i mezzi per garantirla. L'idea è di convocare dei tavoli congiunti alle forze dell'ordine e al territorio almeno ogni 3 mesi per fare il punto della situazione e magari porre in atto quei metodi, quelle modalità per prevenire e per andare incontro anche alle esigenze dei cittadini e delle cittadine, ascoltando soprattutto il territorio. Infatti il programma, secondo me, le persone devono essere al centro, le persone e il territorio al centro dell'azione politica, sono i primi destinatari degli interventi, sono i primi e le prime che devono essere ascoltati. C'è solo grazie alla partecipazione di tutti si può poi realizzare un programma, un'attività che sia veramente sentita e dedicata al territorio. Non vanno prese decisioni dall'alto, ma soltanto condivise. E Sgonico, secondo me, va rilanciata a livello di frazioni. E non c'è solo la frazione di Sgonico, ma anche le altre frazioni del Carso, del territorio, e vanno valorizzate. Ciascuna deve essere valorizzata. E insieme fanno ricchezza, perché valorizzando ciascun borgo, magari con azioni coordinate, condivise, grazie anche alle associazioni del territorio, grazie anche agli imprenditori del territorio, si può rilanciare tutta Sgonico. È stata trasferita da ieri allo Speleo Vivarium in via Guido Reni 2/C a Trieste la mostra sulle cavità artificiali dedicata ad Armando Alupca e curata dal figlio Enrico. Sarà visitabile fino al 20 maggio dalle 17 alle 20, domenica 19 maggio dalle 10:30 alle 12:30. Andiamo adesso in pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Entriamo in studio, salta l'intesa sulle risorse aggiuntive per il personale infermieristico del Burlo. I sindacati Nursin e UIL vanno verso la proclamazione dello sciopero. Il direttore generale non è riuscito a darci garanzia che la Regione andrà a stanziare questi fondi nel momento in cui ci sarà un assestamento nell'assestamento di bilancio. Nessuna garanzia della copertura economica, di incentivi, maggiorazioni e progetti. Il personale infermieristico del Burlo va verso lo sciopero. È fallito il tentativo di conciliazione stamani in prefettura dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei 2 sindacati UIL FPL e Nursind, che ora si confronteranno con i lavoratori dell'Istituto Materno Infantile. Siamo venuti in prefettura per cercare di tutelare i lavoratori del Burlo Garofalo, in quanto a seguito dell'eliminazione della ex-RAR e della perequazione che ha fatto perdere ben 380.000 euro a tutti i dipendenti, noi oggi volevamo garanzie sulle risorse disponibili per pagare tutte le indennità, tutta la continuità assistenziale, tutte le progettualità ai dipendenti. Garanzie che non ci sono state date. I sindacati denunciano anche una grave carenza d'organico non riscontrata dalla direzione aziendale. Alla nostra richiesta della grave carenza di personale che attualmente insiste nel Burlo, non abbiamo avuto la garanzia e anzi ci è stato detto che per la direzione generale la situazione del personale è sufficientemente adeguata alle prestazioni che fanno. Questo a noi non risulta in nessun modo, anche perché abbiamo contatti giornalieri con il personale e questo ci illustra giornalmente le assenze e le carenze che sono dovute e che causano i richiami in servizio. Stasera alle 21 allo Stadio Rocco la gara di andata di play-off fra Triestina e Benevento, il punto sulle 2 squadre e le chiavi della partita di Guido Roberti, radiocronista di Radioattività, e Antonio Martone di Lab TV, emittente che segue la squadra campana.
sul fatto che la Triestina debba assolutamente fare di più a partire dalla partita di domani. Se fossimo stati eliminati non ci sarebbe stato nulla da dire. Guardando già avanti mi piacerebbe vedere una Triestina più coraggiosa, con più denti, azzarderei il termine, perché se ci pensiamo abbiamo giocato una partita, avevamo 34 gol in panchina. 34 gol in panchina. Tanta roba, tanta roba. Lescano, Redan, Celeghin, D'Urso. Insomma, fa riflettere, no? Il Benevento ci arriva allo stesso modo della Triestina, reduce da un finale di stagione molto deludente. Pensate, in 9 gare solamente 8 punti raccolti, quindi insomma con tante contestazioni, tanta amarezza. Però, come voi mi insegnate, quando ci sono i playoff praticamente si crea automaticamente un clima diverso, si riazzera tutto, si resetta e si riparte. Il Benevento è una squadra solida che ha subito pochi gol e ne ha fatti pochi, al contrario la Triestina è stata un po' altalenante in questo, all'andata subivamo troppo e segnavamo tanto, adesso sembra che fatichiamo in attacco, quindi è una partita da numeri bassi in teoria, da sistema binario, 0-1, 1-0 così. Il Benevento è una squadra che di default inizia i propri match e li inizia e li finisce con l'inferiorità numerica a centrocampo. Voi me le insegnate che ormai a centrocampo non si gioca più a 2, il Benevento invece gioca a 2 e automaticamente va sempre in inferiorità e soffre tantissimo le squadre che impostano il gioco, che hanno il centrale che si fa coadiuvare da 2 esterni di destra e di sinistra. Il Benevento, tra le altre cose, sarà un'incognita per quello che sarà l'assetto difensivo, cioè si presenterà senza 2 dei 3 giocatori titolari in difesa e con un ragazzino. Questa verrà anche per il match di ritorno e come diceva il buon Laezza, questa è una partita che si decide non nei primi 45 o 60 minuti, ma veramente nei 180. Certo. Domenica pomeriggio la prima squadra femminile dell'Interclub Muggia giocherà a gara 2 del play-out per la permanenza in Serie B. Avendo perso la prima, questa gara è fondamentale per il sodalizio muggesano, che per l'occasione chiama a raccolta tutti gli appassionati per presenziare al Palasport di Aquiligna e supportare la squadra con il proprio tifo. Palla 2 dalle ore 18, ingresso libero. Una difesa sull'esempio di gara 1 a Torino e intensità fisica per tutti i 40 minuti sono queste, secondo il centro della pallacanestro Trieste Giovanni Vildera, le chiavi per vincere almeno una partita in trasferta a Forlì nella semifinale promozione al via da domenica. È una squadra che da una parte ha recuperato tutti, addirittura un uomo in tribuna in queste partite Campogrande, poi vedremo, ma che sembra aver fatto anche, diciamo così, click in questa fase finale di stagione regolare, inizio playoff, crescendo negli aspetti in cui aveva maggiore difficoltà. La difesa forse è la cosa principale. Sì, sicuramente adesso abbiamo trovato un asset nostro con cui giocare, con cui insomma giochiamo tanti minuti e in difesa si vede proprio, secondo me, che adesso non si scherza più, non si prova più cose strane, ma tutti sono molto focalizzati per l'obiettivo, quindi è una cosa bella, è una cosa veramente che vedo sia in campo che fuori, sia in spogliatoio che in campo, quindi è veramente un piacere quando si riesce a dare tutto in quel modo là. Arriva Forlì, presentiamo un po' dal tuo punto di vista che squadra affrontiamo. Forlì secondo me è stata la sorpresa del campionato, se vuoi, non mi aspettavo una Forlì così, soprattutto nell'ultima parte del campionato, a dominare, a vincere la Coppa Italia, insomma tante cose oggettivamente buone, hanno dimostrato di essere una squadra rodata con italiani solidi che si conoscono dall'anno scorso. La partita in casa nostra è stata molto bella, è vero, l'abbiamo vinta meritando, anche se da loro abbiamo sofferto molto. Secondo me erano una squadra favorita per vincere palesemente prima dell'inizio dei playoff, solo che senza Allen oggettivamente non so cosa, non li vedo gli stessi. Mi sembra evidente che l'obiettivo è lo stesso della serie precedente, ovvero strappare una partita in trasferta, perché sarebbe veramente poi difficile per Forlì stessa venire a Trieste a vincere in questo momento la Palla Trieste con il pubblico che abbiamo visto nell'ultima partita. Sì, assolutamente, quello è l'obiettivo, almeno una. Secondo me dobbiamo partire con questa intensità fisica che abbiamo dimostrato a Torino, con cui siamo partiti a Torino. Un primo quarto tosto, duro, facendoci sentire e non mollando mai, che magari quando loro avranno dei momenti buoni per loro di rientro, insomma
stando là con la testa, quando magari c'è una up and down, stando là con la testa, stando là col fisico e provando a rubarne una da loro. Re Carnivale, Carnevali senza confini, torna a colorare le rive di Trieste con la seconda edizione. Conto alla rovescia per la seconda edizione di Re Carnival, Carnevali senza frontiere a Trieste. Il grande evento porterà in città delegazioni e carri allegorici di carnevali italiani ed esteri che daranno vita a una lunga e colorata sfilata lungo le rive. Saranno 24 i carri presenti all'evento. Torna Re Carnival con tantissime novità e tantissime delegazioni dall'Italia e dall'estero, oltre 1000 figuranti in maschera, 24 carri, come detto dai principali carnevali della Venezia Giulia, del Friuli, ma di tutta Italia. Abbiamo rappresentanze per esempio da Venezia, da Novara con le maschere storiche, ma poi abbiamo le delegazioni dall'estero, dalla Croazia, dalla Slovenia e dalla Francia con il Carnevale di Nizza, uno spettacolo molto particolare e molto suggestivo dedicato alle creature del mare. Altra novità quest'anno, il grande spettacolo finale in Piazza Unità d'Italia, quando l'imbrunire si sarà fatto buio, un grande gioco di fontane d'acqua, di fuoco e acrobati appesi che dall'alto faranno veramente delle cose, delle acrobazie, delle danze assolutamente mozzafiato. Togliere il fiato è il nostro obiettivo per quanto riguarda lo spettacolo e raccoglierlo prima con le grandi risate, le grandi gioie dei grandi piccini durante la sfilata dei carri è l'altro nostro obiettivo. Re Carnival sabato 18 maggio sulle rive di Trieste a partire dalle 16:30. Non manca. È tutto, ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta, 19:30 con il telegiornale. A più tardi, buon pomeriggio.